Buonasera e bentrovati a Friulandia, allo Sport agli Amatori. Quest'oggi iniziamo non parlando di calcio, ma parliamo di un'associazione la cui attività è considerata quasi una forma d'arte. Parliamo della danza del ventre. A rappresentare l'associazione Malac, un'associazione di Maniago, no? Se non ricordo male, c'è la presidente Angela Baricelli e la presentatrice, comunque una diciamo allieva di questa associazione, che è la Lucia Baricelli. Grazie. Buonasera intanto Buonasera. a voi. Angela, di cosa si occupa principalmente la vostra accademia? Allora, la nostra associazione si cura dell'aspetto più completo di quest'arte, in quanto cerca di dare valore a vari aspetti di questa forma d'arte, per cui partendo da quello che è la tecnica, per cui dei corsi per imparare a danzare, dai movimenti basici, per cui corsi che riguardano l'aspetto proprio base, fino ad arrivare a dei corsi professionali, a formazioni professionali. E oltre a questo ovviamente di grande importanza anche la storia, l'aspetto storico di questa danza, in quanto racchiude proprio degli aspetti che appartengono a degli stili diversi, per cui la tecnica, la storia, che vengono associate appunto insieme per poter conoscere anche questa cultura poi di sottofondo. Ci sono più collocazioni storiche da dove è nata questa danza, no? Esatto. Qual è, diciamo, la storia, le origini di questa danza, da dove deriva? Allora, diciamo che l'origine più antica appartiene a un mondo del passato, per cui parliamo dell'antico Egitto faraonico, dove ci sono le prime rappresentazioni di queste danze che rappresentavano la madre terra, per cui erano una forma di culto, di preghiera che apparteneva proprio a questo mondo, per cui era un dono attraverso la danzatrice come preghiera alla terra e comunque a tutte quelle situazioni che appartenevano al mondo di quella vita. Chiaramente noi parliamo di questi aspetti che erano molto importanti e come lo sono poi stati per molti secoli anche poi per alcune culture che appartengono comunque al mondo arabo, come per esempio la nascita, la vita stessa, la morte, così come l'importanza di dare una forma concreta attraverso la danza come appunto forma di preghiera, il raccolto, l'acqua, cioè tutte queste beni naturali che magari oggi riteniamo scontati, che però in realtà erano molto importanti all'epoca. La danza, diciamo, è consigliata anche come attività fisica. Ci sono dei benefici particolari che porta a qualche parte del corpo oppure diciamo, ha dei movimenti che dà dinamicità a tutto il corpo? Allora, la tipologia di danza è una danza completa. È una danza completa anche perché appunto va a coinvolgere ogni parte del corpo, per cui parliamo di una danza che va a lavorare su varie forme del corpo, che poi spiegherò, e ovviamente a dare un beneficio anche a livello emotivo, oltre che a fisico. Allora, basso impatto fisico significa che non è violenta come tipo di sport, perché è uno sport che laddove ci si possono avvicinare delle persone che hanno delle problematiche anche pesanti, quali possono essere appunto dei problemi alla colonna vertebrale, ernia al disco, lordosi, cifosi o cose di questo genere, per cui essendo una danza che sviluppa in maniera lenta, graduale e anche molto, con molta dolcezza rispetto al corpo, ovviamente si va a lavorare in una sfera molto profonda per tutti, per cui tutte le persone possono beneficiare di questo. L'aspetto muscolare perché? Allora, ogni parte del corpo in questa danza viene coinvolto, in quanto noi andiamo a lavorare coinvolgendo ogni singolo muscolo, imparando a riconoscerlo, per cui a separare ogni parte della muscolatura per poi rimettere insieme il tutto, formando appunto queste forme di danza che appartengono a vari stili, per cui ovviamente ci sono danze laddove alcune parti del corpo lavorano di più, danze in cui alcune altre parti del corpo lavorano maggiormente rispetto a quella precedente. Di conseguenza questo lavoro muscolare, oltre a diventare ovviamente una grande ossigenazione per il nostro corpo, in quanto ovviamente la danza è basata sul respiro, per cui lavorando con la muscolatura è necessario che la respirazione sia molto profonda e molto intensa. Di conseguenza la muscolatura associata a questa profondità di respiro
va a massaggiare il corpo a livello interno, per cui sia a livello cardiovascolare, ovviamente perché c'è un movimento, però anche l'apparato digerente, per esempio, no? Che è una parte in cui ovviamente se non andiamo a curare attraverso altre formule non riusciamo a farlo, mentre con la danza del ventre ci sono dei movimenti che sono veramente profondi, che diventano veramente un massaggio continuo al nostro corpo, così ovviamente anche la parte genitale, eccetera, eccetera. Bene, poi gestire un'associazione sicuramente non è più facile perché ci sono anche degli oneri fiscali da seguire, Certo. ci sono delle problematiche particolari. Di questo ce ne parla il dottor Giampiero Latorre nel servizio che ora mandiamo in onda. Dottor Latorre, il 5 per 1000 IRPEF, diciamo questo mondo sconosciuto per usare un termine un po' particolare, può spiegare se e quali associazioni possono beneficiare di questa donazione? Certo, dal punto di vista normativo il 5 per 1000 è una formula lasciata ai cittadini contribuenti di poter destinare appunto il 5 per 1000 della loro IRPEF a determinati soggetti. Tra questi soggetti rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, e qua cominciamo a fare subito una discriminante, che svolgono una rilevante attività sociale. Significa che all'interno della struttura dell'associazione sportiva dilettantistica devono esserci delle forme di promozione per quei soggetti meno tutelati. Innanzitutto parliamo del settore giovanile, quindi chi ha un settore giovanile può ricorrere a questa interessante forma di finanziamento. Purtroppo per chi non ce l'ha, il settore giovanile diventa, lo sappiamo tutti che è un costo importante per le associazioni, ma in buona sostanza chi non ha il settore giovanile si trova già in difficoltà per questa questione del 5 per 1000. Ovviamente l'attività può essere rivolta anche a soggetti diversamente abili, soggetti in difficoltà economiche e quant'altro. L'accesso a questa interessante forma di sostegno all'attività delle associazioni purtroppo è un po' farraginosa, nel senso che bisogna in un primo momento presentare, anche qua una cosa tipica oramai dei rapporti con il fisco, per via telematica una domanda e che va poi supportata con una autocertificazione firmata dal legale rappresentante, cioè dal presidente dell'associazione stessa. Il 5 per 1000 viene erogato di solito dopo 2 o 3 anni dalla richiesta ed è obbligatorio per concludere la pratica in maniera corretta dimostrare che cosa si è fatto del 5 per 1000. Faccio un piccolo esempio. Se noi abbiamo fatto la domanda del 5 per 1000 nel 2009 e ci è stato erogato nel 2012, abbiamo tempo, 1 anno dalla data di erogazione della somma, di rendicontare, cioè di dimostrare, di mostrare in maniera più precisa, di mostrare come abbiamo speso questo 5 per 1000 all'interno della nostra associazione. Lucia, tu fai anche la presentatrice, no? Sì, Ecco, sì. qual è il compito di una presentatrice quando presenta un evento di questo tipo, cioè coinvolgere, diciamo, Allora, il pubblico? innanzitutto devo dire che è un compito straordinario, bellissimo, perché anche a livello personale, emotivo, innesca una connessione fra la danzatrice e il pubblico. Quindi è come essere in mezzo a 2 energie che sono 2 energie formidabili, perché non c'è spettacolo senza pubblico e non c'è pubblico senza spettacolo. Allora, le danzatrici poi le conosco personalmente una ad una, per cui già c'è un tipo di rapporto molto profondo, anche perché vorrei aggiungere questo tipo di danza, i gruppi che si formano, sono tutti gruppi che lavorano oltre a livello, come diceva Angela, tecnico, lavorano a livello in termini di unione, di sorellanza, di condivisione. Ecco, e questo è un aspetto che tendo a precisarlo perché lo ritengo molto importante. Quindi il fatto di darsi una mano, il fatto di aiutarsi, il fatto di sentirsi, e qui mi ricollego appunto al discorso della presentazione. Ecco cosa accade. Allora, innanzitutto
presentatrice guida, perché in un certo qual modo il pubblico va guidato in un qualcosa che magari non sempre conosce, vero? E poi ho sentito più volte, oh, danza del ventre, per cui è bene chiarire che cos'è la danza del ventre ed è bene guidare, portare questo messaggio con un certo tono, con una certa delicatezza, ma anche con il valore che si merita di avere. E quando vedo le danzatrici ballare, generalmente nelle prove questo accade, ognuna di loro mi lascia dentro un messaggio, cioè è come un flusso che si innesca, parte da loro, che poi da loro e oltre dalla loro capacità sicuramente, ma anche dalla loro essenza, da quello che esprimono, chiaramente aiutati con la base musicale, che anche questa, il suo linguaggio, la sua storia porta a questo tipo di racconto, e la danzatrice esprime la sua essenza. Ecco, entro in empatia con loro praticamente, e quindi è un modo di comunicare, esatto. Questa comunicazione, questo linguaggio del corpo viene poi portato al pubblico, ma anche la storia della danza, cioè ci sono tantissimi tipi di danze ed ogni danza ha un significato ben preciso. E abbiamo visto persone commuoversi, anche e soprattutto questo accade quando si tratta di danze sacre, quindi si vanno a toccare. Ecco, penso che la cosa più grande è proprio questa, riuscire a toccare in profondità l'emozione dell'altro. Quando si raggiunge l'emozione, ecco, per questo all'inizio io mi sono espressa in flusso, abbiamo creato questo flusso di energia, ma anche, oltre a un flusso di energia, un dare e ricevere, cioè diventa proprio un trasmettere qualcosa, do e ricevo, la danzatrice dà e nello stesso tempo il pubblico riceve, però anche il pubblico dà alla danzatrice la sua emozione, quindi c'è questo scambio. Perfetto. Che diventa magico. Siamo un po' lunghi col tempo, per cui devo chiudere il primo blocco. Una domanda veloce: dove fate le vostre esibizioni solitamente? Fate dei giri itineranti oppure siete, diciamo, focalizzate nella vostra associazione? Allora, per quanto riguarda le esibizioni, ovviamente ci sono delle grandi difficoltà, in quanto il nostro terreno sarebbe, come tutti i terreni della danza, il teatro. Però ovviamente il teatro ha dei costi, cioè ci sono delle difficoltà tecniche non indifferenti. Però accade spesso che riusciamo ad avere delle alternative. Abbiamo danzato per esempio in alcuni luoghi, biblioteca per esempio, come a delle sagre. È chiaro che poi ci sono dei luoghi che sono più preziosi, esatto, ma anche proprio perché ci sono delle predisposizioni a livello della luce, eccetera, e dei posti laddove ovviamente ci si adatta un pochino di più, però senza nulla togliere che magari anche l'aspetto della sagra non possa essere positivo, in quanto la gente è più vicina rispetto all'aspetto del teatro. Perché ci sono degli aspetti, esatto. No, e poi appunto lei ha sempre modo di presentare, per cui diciamo che la possibilità di poter danzare in posti diversi è un modo di far conoscere questa danza veramente per quello che è. E con modalità diverse chiaramente, perché cambiando anche il posto in cui uno si esibisce, chiaramente cambia anche la modalità in cui uno deve proporre e presentare, vero? Bene, ringraziamo Angela e Lucia Baricelli, grazie. In rappresentanza dell'Associazione Malac. Torneremo a parlare perché, come avete potuto vedere, il tempo stringe ma gli argomenti sono parecchi. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al prossimo blocco. Via la pubblicità. Buonasera, ben rientrati in studio. Abbiamo cambiato come nostra consuetudine gli ospiti tra un blocco e l'altro. Abbiamo in studio la Contea di Cussignacco, che è una nuova realtà del Friuli Collinare Calcio 11. Abbiamo il presidente, che è Andrea Piasenzotto, il vicepresidente, se non mi ricordo male, che è Fabio Salvi, esatto, e un dirigente che è Massimo Trevisini. Buonasera a tutti. Buonasera. Intanto Andrea, il nome è curioso, Contea. Avete avuto già uno spirito di dipendenza oppure volevate richiamare, diciamo, il passato associandolo un po' a quella che è la realtà odierna? Beh, sicuramente Cussignacco è associato alla Contea perché è realmente una contea storicamente. Si parla di una realtà storica anche ritrovata su dei libri scritti storici. Pertanto abbiamo visto che tanti ragazzi nati a Cussignacco
che hanno giocato a Cusignacco, nelle giovanili, anche nella prima squadra, si ritrovavano a giocare con squadre all'infuori di Cusignacco stesso, e allora abbiamo detto, a Cusignacco abbiamo tutto, abbiamo la bandiera, abbiamo l'inno, abbiamo i simboli, abbiamo coniato la moneta, abbiamo il passaporto. Abbiamo detto, creiamo anche una realtà amatoriale di calcio, e così assieme a Fabio, Massimo e a Stefano, che non c'è per motivi di lavoro, a Gianfranco e a Gagliano, abbiamo instaurato questa nuova realtà. E questa nuova realtà è una nuova realtà che si sta muovendo bene, no? Parliamo con Massimo Trevisini, siete già al primo anno di partecipazione, siete praticamente ai primi posti della classifica. E quali sono, diciamo, gli obiettivi? Anzi, parliamo prima della partita che avete perso, la prima, se non ricordo male, questa settimana. Com'è stata questa prima sconfitta? Che sapore ha? Sapore amaro, ovviamente, la prima sconfitta, perché abbiamo sottovalutato la squadra avversaria. Dopo molti risultati positivi, e i ragazzi hanno tirato un pelo indietro i remi. Però tra i 9 gol subiti, se non ho avuto notizie sbagliate, solo uno su azione. Esatto. Gli altri 8 tutti da calci piazzati. Com'è il mister? Come ha preso questa situazione? Beh, innanzitutto diciamo che è il mister di questa nuova formazione anche, no? Come si chiama? Romanin. Romanin. Come ha preso questa situazione? Cioè, vi dice qualcosa per cercare di modificare un attimino il vostro atteggiamento in campo? No, il mister è contento perché ovviamente prendere tutti i gol su punizione o su calci d'angolo non sono errori della difesa, del centrocampo, sono palle piazzate ovviamente. Beh, certo, chiaramente. Non lo può Però prendere forse è male. un discorso legato alla concentrazione tante Esatto. volte, no? Quindi potrebbe essere questo uno degli aspetti da migliorare. Esatto. E invece Fabio Salvi, avete giocatori che hanno giocato anche in altre federazioni, quindi avete giocatori con buone esperienze calcistiche. Quali sono i giocatori più rappresentativi della vostra rosa? Diciamo che più o meno quasi tutti i giocatori della rosa hanno giocato comunque in categorie più o meno alte. Eviterei di fare dei nomi specifici di un singolo giocatore, di un altro singolo giocatore, perché comunque l'idea di fondo era il gruppo, cercare di fare che ci sia un gruppo che possa portare avanti un progetto, quindi eviterei di fare un nome dicendo un giocatore meglio di un altro giocatore. Comunque, a eccezione di 2 ragazzi, tutti gli altri hanno giocato a calcio fin dalle giovanili, quindi una certa esperienza maturata in questi anni. Una squadra che può contare anche su un'esperienza per poi puntare in alto, no? Sì, sì. Secondo te, per ottenere risultati nel calcio amatoriale, cosa bisogna fare? Cos'è secondo te più importante per puntare a un obiettivo e raggiungerlo? Allora, prima di tutto l'impegno, perché comunque sottovalutare questa realtà significa arrivare alle partite poco preparati e questo non aiuta certamente la squadra. Poi il gruppo è fondamentale perché specialmente nei momenti in cui si può perdere una partita può andare male, essere un gruppo di amici è fondamentale per poter superare le difficoltà. La cosa fondamentale è aiutarsi l'un con l'altro. Quindi credo che il gruppo sia, a livello amatoriale sia fondamentale. Divertirsi, però per divertirsi bisogna anche scendere in campo e giocarsela con gli avversari. Per poter giocarsela con gli avversari bisogna impegnarsi e dare tutto. Quindi diciamo ci vuole impegno, serietà che ti aiutano a giocare le partite e a divertirti durante le partite. Sono queste secondo me le cose fondamentali, impegno, serietà e sicuramente potersi divertirsi. Pagano per ottenere anche Esattamente. un risultato. Andrea, invece, molti dirigenti sono fermamente convinti che vada tutelata anche la salute dell'individuo. Ci sono molte squadre, quasi tutte, che non fanno giocare i propri giocatori se non hanno la visita medica. La Contea di Cusignacco cosa pensa in quest'ottica? Questo è un punto importantissimo, visto anche gli ultimi episodi che purtroppo vediamo sui giornali, ascoltiamo dalla radio, vediamo in TV, anche a livello professionistico, dove hanno vite regolari, visite mediche costanti. Con gli amatori probabilmente la vita è un attimino differente, amatoriale, il termine stesso è significativo. Noi ci siamo posti un vincolo per tutti i giocatori, il tesseramento associato alla visita medica di idoneità
a livello agonistico. Abbiamo anche dei ragazzi che vengono a fare solo allenamento, comunque mettiamo obbligatoria la visita medica, anche principalmente per un controllo del ragazzo stesso. Sì. Sì, beh, questo vi fa onore perché insomma l'importante è tutelare prima di tutto la salute dell'individuo e poi vedere, diciamo, quali che sono gli interessi della squadra, dell'associazione. Esatto. No? Parliamo anche di sport e salute, vediamo cosa ci racconta il dottor Poser. Dottor Stefano Poser, parliamo di alimentazione nello sport. Ci può indicare quali alimenti sono sconsigliati e quali invece possono contribuire al benessere dell'atleta? La dieta di qualsiasi sportivo deve essere, secondo me, povera di alcuni alimenti, come ad esempio i grassi saturi di origine animale, contenuti nei formaggi, nei salumi, nelle carni grasse. Deve essere povera di zuccheri, di dolci, non devono esserci troppe bevande alcoliche e altri alimenti di questo tipo qua. Gli alimenti invece consigliati assolutamente sono la frutta, la verdura, quindi la dieta mediterranea, diciamo. Il pesce è un ottimo alimento che può sostituire la carne, i legumi, i cereali integrali, quindi cercare di attingere a varie fonti alimentari evitando i cibi troppo raffinati e quelli troppo grassi o troppo dolci. Eccoci di nuovo in studio. Andrea, si sa che in campo amatoriale, diciamo, per giocare ci si autofinanzia, no? Sì. Come siete messi voi come associazione? Cioè vi autofinanziate, avete qualche Sì, piccola soprattutto, aiuto esterno, chiamiamolo così? Soprattutto quest'anno, come primo anno, per iniziare non è stata agevole, anche perché si sa, quando si parte da zero. Abbiamo avuto la fortuna che l'idea, l'iniziativa del Consiglio di creare una locandina comprendente tutte le partite del calendario e molte attività locali ci hanno dato questo contributo pubblicizzando la propria attività o il centro, il negozio comunque locale. Più ovviamente ogni giocatore ha una propria quota associativa da versare a inizio campionato, che comprende oltre all'iscrizione anche le spese che un'associazione amatoriale deve sostenere. Comunque, Certo. no? Massimo Trevisini, quali ritenete sia, anzi quali ritieni sia il punto di forza della contea di Cosignaco? Il gruppo, come ha detto Fabio. E l'anello debole? L'inesperienza. L'inesperienza. Del livello amatoriale, secondo me. Fabio, diciamo, fino ad oggi siete arrivati quasi alla vetta della classifica. Quali sono gli obiettivi che ormai, visto considerato gli avversari che avete un po' assaggiato, vi ponete in previsione della volata finale, chiamiamola così? Abbiamo visto che se non sottovalutiamo nessuno possiamo comunque giocare le partite con tutti. L'obiettivo di quest'anno, essendo il primo anno, non ci siamo fissati un obiettivo, arrivare primi, secondi, quinti, penultimi o ultimi. L'obiettivo era fare esperienza e capire dove potevamo posizionarci in questo campionato. Le prime partite ci hanno detto che ci sono alcune squadre valide, con le quali se ci mettiamo in impegno e non le sottovalutiamo ce la possiamo giocare. Poi nel calcio ci vuole anche fortuna per poter vincere. E già dalla prossima partita mi pare giochiate contro la Polisportiva Valnatisone, esatto. Avete un buon test, no, per capire quali sono le vostre reali potenzialità. Bene, a questo punto ringraziamo i ragazzi della contea di Cosignaco, probabilmente ci risentiremo, fra poco dovrebbe partire anche questa trasmissione con una nuova versione in diretta, per cui potremo dare i risultati direttamente dai campi, qui chiederemo anche la vostra collaborazione per questo tipo di informazione. Ringraziamo i nostri ospiti e vi auguriamo una buona serata. Grazie.